La musica e l'arte sono elementi indispensabili e caratterizzanti di ognuno di noi. Sono intrattenimento, comunicazione, ma sono soprattutto forza aggregante e soprattutto aiutano a sviluppare una formazione culturale assolutamente completa. E noi di Spirito Nuovo continuiamo ad abbracciare, a modo nostro, ogni forma artistica che riesca ad integrarsi con naturalezza con le persone e con l'ambiente. E quindi il nostro ormai consueto salotto, dopo una calda pausa estiva, riapre le porte agli amici di sempre, agli artisti affezionati e nuovi, per un autunno pieno di emozioni che si rinnovano. E quindi la nostra stagione sarà sinfonia di permanenza, in quanto le cose che amiamo permangono e non mutano, e di cambiamento per meglio rinnovarsi e crescere nell'offerta. Quindi musica, fotografia, cucina e moda saranno gli ingredienti vincenti della socialità Spirito Nuovo, questo circolo di persone di persone speciali che ho l'onore di presiedere e che da questa stagione, peraltro, aprirà ad un originale tesseramento. Inizieremo venerdì 11 settembre alle ore 19 in occasione anche della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, nella nostra elegante residenza sul Canal Grande, il Palazzetto Pisani, con un open aperitivo in cui la creatività del giovane e talentuoso Carlos Noriega conquisterà Venezia con la sua elegantissima creazione di cravatte Corfidio. Il giovane creatore giungerà a Spirito Nuovo dopo aver vissuto l'America Latina, New York e Milano, un bagaglio di esperienze nonostante la sua giovane età. E da impreziosire l'incontro con l'installazione moda, la musica elettronica del violino di Michele Moi e la console sonora digitale di Michael Fiorin. Domenica 20 settembre, sempre al Palazzetto Pisani alle ore 19, un diamante di musica, un compositore che si ispira dal cuore. Un incontro con la musica ed i sogni del grande compositore italiano Giorgio Susana attraverso un pianoforte e un sassofono. È un concerto dialogo e degustazione raffinata in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Vienna. A seguire domenica 4 ottobre. E in questo caso cambieremo location, visiteremo, incontreremo lo splendido palazzo sul Canal Grande dal nome Palazzo Bianchi Michel alle ore 17, dove incontreremo le creazioni tra arti ed il tessile nel salotto di Rico Imuro. Pelli urbane dunque, un contatto tra arte, architettura, fotografia e musica. Sarà un concerto, installazione artistica e dove potremo anche assaggiare dei tè inglesi meravigliosi con delle prelibatezze dolciarie. E a seguire sabato 10, sempre di ottobre, e ritorneremo al Palazzetto Pisani alle ore 20:30 per un concerto di gala in onore proprio del tesseramento di Spirito Nuovo. E qui un titolo straordinario, eccezionale, originale. Ascolta Napoli e poi vivi, la musica partenopea ed un tenore per tutti, delle suggestioni salottiere napoletane con degli aneddoti veneziani. E qui di nuovo lo straordinario incontro con il tenore Filippo Lotorto e il nostro veneziano scrittore, attore, regista Enrico Ricciardi. Proseguiremo con domenica 18 ottobre, dove ci sarà un evento fuori porta. Saremo nella splendida campagna di San Cipriano di Roncade, dove ci attende una cornice straordinaria quale la chiesa antica di questo paese, dove un concerto con orchestra e voci allieterà il vostro pomeriggio a partire dalle ore 17:30, una collaborazione originale e di solidarietà insieme alla famiglia Sartori. Interessate sarà appunto la giovane orchestra veneziana, la Venice Chamber Orchestra, diretta dal maestro Pietro Semenzato. Continueremo con una grande data importante per noi di Spirito Nuovo, domenica 25 ottobre, e ritorneremo al Palazzetto Pisani alle ore 11:30. Qui un anniversario sconcertato, energia, entusiasmo, spensieratezza, tutto in forma di musica.
Le voci di un coro straordinario che arriva dal territorio di Conegliano in provincia di Treviso dal nome I Sconcertati augureranno proprio buon compleanno a Spirito Nuovo e l'augurio a tutti i suoi soci. Essendo un orario particolare alle 11:30 parliamo di un concerto brunch sul Canal Grande. E poi proseguiremo nel mese di novembre con un altro concerto di gala, sabato 7 novembre al Palazzetto Pisani alle 20:30, dove incontreremo la Musica dei Maestri, un quintetto musicale di prestigio. Unici nel mondo per stile e compattezze sonore saranno proprio i fratelli Barutti. Domenica 29 novembre, sempre al Palazzetto Pisani, alle ore 10:30 del mattino, Bohème et Chanson Réaliste, un mosaico musicale francese, un tandem musicale con voce e fisarmonica per rivisitare la musica sartoise e monegasca. E qui di nuovo l'incontro con un grande artista che abbiamo già apprezzato nel corso della precedente stagione, quale il bandoneonista Gino Zambelli. E si tratterà, visto l'orario, di un concerto prima colazione. Sabato 19 dicembre invece, sempre a Palazzetto Pisani, alle ore 21, una passerella di moda con fraseggi musicali e cocktail, dal titolo Architetture che vestono il corpo, un défilé d'alta sartoria tra forme, volumi e texture. Qui saranno protagonisti le genialità e la creatività, scusate, dello stile veneziano, con i due stilisti Silvano Arnoldo e Massimiliano Battois. E per concludere, prima dell'atteso Natale, martedì 22 dicembre a Palazzetto Pisani alle ore 20:30, Luci e Stelle, il nostro ormai consueto Natale sul Canal Grande, dove una corale stile Nacht cantata dal coro eccezionale di Spirito Nuovo, la tradizionale tombola kitsch e l'accensione dell'albero di Natale serviranno per augurare a tutti i soci e a tutti gli amici di Spirito Nuovo un buon Natale. Insomma, una bacheca di appuntamenti che prendono vita solamente con la vostra partecipazione, vissuta con l'entusiasmo che vi appartiene. Io vorrei ringraziare One Shot Communication per il video straordinario che aiuta all'ascolto e a memorizzare questa bacheca, la bacheca di Spirito Nuovo per la stagione autunnale 2015, e quindi non mi resta altro che dire ci aspettiamo.